La sanità veneta è arrivata impreparata alla quarta ondata della pandemia da coronavirus. Lo dice la CGIL di Treviso commentando la novità di ieri, quando l'ULSS trevigiana appunto ha tagliato ancora del 5% gli interventi chirurgici nell'ospedale di Treviso. Questo è Sveglia Veneto, io sono Jack Calcetto e oggi è giovedì 23 dicembre 2021. La prima notizia di oggi, per il podcast dedicato all'informazione vista da nord-est, arriva da Treviso, dove dopo lo stop del day surgery sono stati ridotti altri posti nel reparto di urologia del Cafoncello, l'ospedale appunto del capoluogo della Marca. E la CGIL va all'attacco dicendo appunto che se c'è un problema di organizzazione, se c'è un problema di personale, allora la responsabilità è sicuramente dell'ULSS e anche della regione, che è arrivata impreparata alla quarta ondata di Covid. Se le assunzioni del personale non hanno coperto le cessazioni, chiaramente c'è un problema. Manca un funzionale piano pandemico della sanità, dice la segretaria della funzione pubblica CGIL di Treviso. In particolare manca questo piano per le strutture ospedaliere per affrontare l'impennata di contagi e ricoveri, e il personale degli ospedali deve nuovamente affrontare un'emergenza e si trova nel caos, sottoposto a iperlavoro e ancora una volta medici, infermieri, operatori sociosanitari, tutto il personale insomma sanitario è costretto a rinunciare alle ferie ed è soggetto a repentini cambi di reparto per le urgenze. I turni di lavoro si dilatano, dice sempre la segretaria della funzione pubblica CGIL di Treviso, Marta Casarin, e gli straordinari non si contano più. La notizia sul Gazzettino di oggi, in un articolo di Marco Favero, che appunto passa in rassegna le nuove decisioni della ULSS trevigiana, che appunto ha ridotto gli interventi chirurgici del 5%, tagliato i posti nel reparto di urologia per lasciare spazio sostanzialmente alle attività di contrasto alla pandemia di coronavirus. Gli ospedali sono nella fase di rischio arancione tendente al rosso, lo dice il direttore generale dell'ULSS della Marca, e la funzione pubblica denuncia che le assunzioni non hanno coperto il turnover e la falla si è aggravata a causa delle cessazioni inattese dovute a prepensionamenti e a una fuga, un travaso verso il privato. Quindi naturalmente senza medici, senza personale sanitario, gli ospedali non possono funzionare. Se Vittorio Veneto è totalmente Covid hospital, le difficoltà maggiori si registrano a Montebelluna e l'ospedale di Castelfranco fatica a gestire i reparti di medicina con i pazienti in arrivo da altre strutture, sottolinea sempre la CGIL. La situazione è grave, il personale ancora reggerà facendo ricorso all'innato spirito di servizio. L'ULSS però si difende e anzi attacca, la CGIL e i lavoratori della sanità del Veneto, respingendo tutte le accuse, e il direttore generale dell'ULSS parla di bugie, dice solo bugie, il problema è che manca il personale, in qualche modo confermando quello che è il rilievo della CGIL, ma appunto la dichiarazione è questa: le falsità più pericolose sono le verità distorte moderatamente. Le guerre poi non si fanno nei momenti di difficoltà, i numeri parlano chiaro. Nel 2020 tra gli infermieri ci sono state 211 cessazioni e 268 assunzioni, e quest'anno 302 cessazioni a fronte di 400 assunzioni. Vale lo stesso per gli OSS, insomma elenca i numeri il direttore generale della ULSS 2 trevigiana, numeri che dovrebbero confermare la crescita del personale, e quindi commenta: se si vogliono dire bugie, magari pensando alle elezioni e alle tessere, non si può far niente. Per le assunzioni extra turnover c'è il problema che mancano infermieri, se il sindacato ce ne porta 100 li assumiamo subito, dice. Le ferie poi non sono state bloccate, la cosa ha riguardato solo il dipartimento di prevenzione ma è stata revocata. Oggi sono previste ferie
per 1 o 2 persone a volta per reparto, così da non avere buchi. Per gli straordinari bisognerebbe ricordare che sono pagati e di fatto sempre su base volontaria. Quindi insomma, secondo il direttore generale dell'ULSS 2 Trevigiana, dalla CGIL solo bugie, e però ho confermato il problema della mancanza del personale in qualche modo. Sicuramente confermato il taglio di altri interventi e la riduzione delle prestazioni sanitarie erogate dalla sanità, non solo dall'ULSS Trevigiana. A livello regionale sono circa 500.000 le prestazioni rinviate negli ultimi 2 anni, quindi nel corso della pandemia Covid. Di queste ne sarebbero state recuperate circa 200.000, ma i numeri sono via via in definizione. Sempre nel Padovano c'è una buona notizia invece per quanto riguarda la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro e la prevenzione degli infortuni. C'è anche una buona notizia per quello che riguarda il rapporto tra i sindacati e appunto il direttore generale dell'ULSS 2, nel senso che proprio ieri si è tenuto un incontro, un tavolo tra CGIL, CISL e UIL e la ULSS 2, gli SPISAL, l'INAIL e la Direzione Territoriale del Lavoro, dopo una richiesta da parte dei sindacati di parlare appunto di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro dopo i 17 infortuni mortali registrati nel corso del 2021 nel territorio della Marca, negli ambienti di lavoro. E quindi la notizia: 12 nuovi tecnici SPISAL entreranno in servizio a partire dal 1° di gennaio, e l'impegno è quello di allargare il confronto proprio su queste tematiche anche a tutte le associazioni datoriali. Le assunzioni sono state comunicate appunto dal direttore generale dell'ULSS 2 e i sindacati si dicono soddisfatti. È un impegno che arriva dopo una lunga serie di richieste da parte sindacale. È un passo nella giusta direzione nell'ottica di aumentare il presidio e la prevenzione a contrasto del dramma degli infortuni e dei morti sul lavoro, un'autentica piaga per il lavoro in Italia e nella nostra provincia. Questa, diciamo, la nota congiunta dei sindacati confederali CGIL, CISL e UIL. Restiamo ancora a Treviso e parliamo sempre di sanità. Rapidamente una notizia flash: esplode anche nella provincia di Treviso, nella Marca trevigiana, la polemica sui Covid hospital. In questo caso una lamentela bipartisan nel Consiglio Comunale di Vittorio Veneto, e il tema è quello appunto che l'ospedale di riferimento di Vittorio Veneto è individuato come Covid hospital, e quindi con tutte le difficoltà per i cittadini che perdono un punto di riferimento. Il sindaco dice: incontrerò l'ULSS perché c'è una carenza nel nord della Marca, e il consiglio comunale sottolinea che per fare il vaccino dobbiamo migrare. Insomma, la questione è un po' che Vittorio Veneto, con il suo ospedale Covid, non deve solo dare un servizio ovviamente a tutta la provincia, ma anche avere qualcosa in cambio. In primis, nel breve periodo chiedono i consiglieri comunali del PD, ma anche in qualche modo della Lega, in primis tamponi e vaccinazioni sul territorio, non a chilometri di distanza. C'è naturalmente la questione legata al fatto che alcuni servizi vengono sfrondati, come ha sottolineato un consigliere comunale del Partito Democratico, citando l'esempio del punto nascite, per il quale è sempre stato promesso che non ci sarebbero stati problemi, che invece ci sono, e appunto la difficoltà legata al fatto che per accedere a determinati servizi bisogna spostarsi di molti chilometri. È la stessa questione che sostanzialmente si sta verificando negli ospedali di Schiavonia nella Bassa Padovana e di Sant'Orso nell'ULSS Pedemontana, quindi nell'Alto Vicentino ad esempio, ma è il tema di tutti i Covid hospital. Chiaramente le attività di contrasto al Covid tolgono spazio
alle normali attività degli ospedali e i cittadini di queste zone restano senza un punto di riferimento per le prestazioni sanitarie. Proseguiamo allora con una notizia invece di politica. È un caso curioso che riguarda il Partito Democratico del Veneto, che deve decidere chi sarà il suo delegato per l'elezione del Presidente della Repubblica. Infatti il Consiglio regionale del Veneto all'inizio del prossimo anno sarà chiamato a individuare i propri 3 componenti che parteciperanno al voto per il Presidente della Repubblica. La maggioranza ha già chiarito che i nomi scelti saranno quelli di Luca Zaia, Presidente della Giunta regionale, e Roberto Ciambetti, Presidente del Consiglio regionale, entrambi della Lega. Nell'opposizione invece c'è un caso politico tutto interno al Partito Democratico, in quanto il candidato a andare a Roma per partecipare all'elezione della Presidente della Repubblica, il candidato in qualche modo naturale sarebbe il capogruppo del principale gruppo di opposizione e quindi del Partito Democratico, Giacomo Possamai. Ma c'è un caso, ed è l'autocandidatura del consigliere sempre del Partito Democratico Andrea Zanoni, che si sarebbe offerto e avrebbe chiesto di partecipare lui alla votazione per il Presidente della Repubblica, vantando il fatto di essere al suo secondo mandato a Venezia e di essere già stato anche europarlamentare a Bruxelles. Non ancora chiara la decisione del Partito Democratico, vedremo all'inizio del prossimo anno quale sarà la scelta della minoranza in Consiglio regionale del Veneto. Proseguiamo con alcune notizie flash. A Padova, lo leggiamo sul Mattino, il Covid ha ridotto del 42,3% la propensione dei padovani ad andare dal parrucchiere e anche dall'estetista e nei centri di bellezza. Insomma, la causa sarebbe legata proprio alla paura di contrarre il virus. Il 7% circa degli intervistati dichiara invece di aver deciso di curare meno i capelli e insomma l'aspetto estetico perché si è ridotta la socialità. Il 5,7% invece dichiara di avere semplicemente meno tempo per sé. Ci spostiamo invece a Vicenza, dove verranno finalmente effettuate le analisi del sangue e lo screening anche a chi vive nell'area arancione cosiddetta dell'inquinamento da PFAS. Sostanzialmente questi territori, si tratta di 10 comuni della provincia di Vicenza e uno nella provincia di Verona, della cosiddetta area arancione, verranno inseriti assieme ai comuni dell'area rossa, dove già viene effettuato, nell'area sottoposta a screening e quindi alle analisi del sangue, grazie alle quali i cittadini possono scoprire quanti PFAS sostanzialmente hanno nel sangue e le mamme no PFAS ovviamente dichiarano con entusiasmo che finalmente anche chi vive a Trissino piuttosto che a Montecchio Maggiore potrà accedere a questi esami e sapere quante delle sostanze perfluoroalchiliche ha in corpo. Purtroppo però sottolinea questa associazione di mamme NoPFAS, c'è ancora chi in zona rossa deve effettuare il primo screening e ovviamente l'emergenza Covid non aiuta. La notizia sul Corriere del Veneto in un articolo di Ilenia Litturi, e sempre sulle pagine del Corriere del Veneto invece un pezzo di Andrea Priante che racconta le motivazioni della richiesta di archiviazione del caso Morisi da parte della Procura di Verona. Insomma, la storia è quella della festa, da Morisi, con la cocaina, i 2 escort e poi il ricatto. 3 sono gli indagati a Verona, ma sostanzialmente, secondo la procura, si trattò di un evento occasionale. E c'è insomma tutta la vicenda ricostruita, soprattutto sono ricostruite le ragioni della Procura di Verona,
che nella richiesta di archiviazione sul caso Morisi ha depositato all'ufficio appunto del giudice delle indagini preliminari una serie di rilievi che sostanzialmente sottolineano la particolare tenuità dei fatti, che risalgono appunto a questa giornata del 14 agosto. Le questioni sono sostanzialmente legate a l'abuso denunciato da un escort che al risveglio era stato approcciato, o così diceva, da Morisi, l'escort ancora confuso diciamo dal consumo della droga, e quindi per questo sosteneva di aver subito un abuso. Poi fuori dalla caserma i due escort avevano chiesto a Morisi 10.000 euro per non denunciarlo. C'era il tema insomma del ricatto, c'era poi il tema della droga, ma secondo il PM la quantità non era eccessiva e si era trattato appunto di un evento occasionale. Quindi in ogni caso si va verso l'archiviazione appunto richiesta dal PM. Ancora una flash, la A4, l'autostrada A4 va verso il passaggio della concessione da Autovie ad Alto Adriatico SPA, e quindi verso probabilmente si avvicina diciamo la realizzazione della terza corsia tra San Donà e Portogruaro. Sostanzialmente c'è stato un via libera al CIPES per l'affidamento in concessione trentennale delle tratte autostradali della A4 Venezia-Trieste, A23 Palmanova-Udine, A28 Portogruaro Conegliano, A57 tangenziale di Mestre e la A34 raccordo Villese-Gorizia alla nuova società partecipata da Veneto e Friuli Venezia Giulia, appunto Alto Adriatico SPA, che dovrebbe subentrare ad Autovie Venete. Altri 6 mesi la stima del tempo necessario per completare l'operazione. Non rientrerà invece tra i finanziamenti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza la idrovia Padova-Venezia, e quindi la grande opera resterà un'incompiuta. Lo denuncia il comitato Brenta Sicuro, che da anni si batte assieme a decine di comuni per la realizzazione, il completamento dell'idrovia. Perché non verrà finanziata? Sostanzialmente perché non è tra quelle che è possibile finanziare, in quanto mancano i progetti esecutivo e definitivo. Ed è un vero peccato, soprattutto perché ci sono 31 amministrazioni comunali che hanno votato, spesso all'unanimità, diciamo, l'impegno a terminare quest'opera, e anche da parte della provincia di Venezia e di Padova e anche dalla regione del Veneto ci sono stati spesso pronunciamenti analoghi. Tutto resterà però sulla carta, almeno in fase di Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, proprio perché ancora mancano i progetti diciamo definitivi. Non si è ancora in uno stadio avanzato di progettazione e quindi l'opera non è cantierabile. L'ultima notizia, sempre flash, arriva da Venezia, sulle pagine della Nuova Venezia: il sì agli scavi in laguna, e quindi il nuovo piano morfologico che prevede di fatto nuove grandi opere, e quindi allentando i vincoli sui canali in laguna, nuovi scavi e l'allarme degli ambientalisti che parlano di un impatto che sarà devastante per la laguna di Venezia. Per oggi è veramente tutto, grazie per aver ascoltato Sveglia Veneto. Io sono Jack Calcetto e oggi è giovedì 23 dicembre 2021. Buona giornata.